Eder. Mech. Pallister. Trieste e il mistero della pioggia. Quel famoso 5 gennaio 2022, giorno del ritrovamento del corpo di Liliana Resinovic, cominciò a piovere intorno alle 20. Il giorno prima, il 4 gennaio, vi fu solo al mattino, una lieve pioggia dalle 8 alle 11 e alle 12 moderata. Il giorno prima ancora, il 3 gennaio, la pioggia fu leggera alle 10, alle 12 e alle 21, per farsi moderata tra le 22 e le 23. Inoltre, le temperature erano alte per la stagione tra gli 8 e i 15 gradi. Ipotizzando che il corpo fosse stato posizionato nel boschetto, la notte tra il 2 e il 3 gennaio, si poteva plausibilmente accettare gli indumenti bagnati e forse anche la macerazione delle mani a causa dell'umidità. E i piedi? Come avrebbe fatto l'acqua della pioggia ad entrare nel sacco che conteneva gli arti inferiori di Liliana, a penetrare così copiosa fino ai piedi, tanto da macerarli? Si erano protetti dalle calze e dalle scarpe, come hanno fatto a macerarsi tanto che la tinta delle scarpe ha oltrepassato il tessuto dei calzini per imprimersi sulla pianta dei piedi? E i sacchi? I sacchi apparivano come nuovi, e giacendo in quel luogo, da 3 giorni, si sarebbero sicuramente sporcati sotto la pioggia anche di terra e fango. Sul corpo sarebbe stata rinvenuta microfauna o sarebbe stato esposto all'azione di animali predatori. Ipotizzando che il corpo invece sia stato deposto nel boschetto la notte tra il 3 e il 4 gennaio, la situazione sarebbe stata identica. La pioggia del mattino del 4 non è stata così intensa da attraversare la barriera dei sacchi neri, bagnare completamente le scarpe e macerare i piedi tanto da rendere la cute della pianta dei piedi nerastra. Non rimane altro che pensare che il corpo sia stato deposto la notte tra il 4 e il 5 gennaio. In tal caso non si spiegherebbe non solo l'umidità all'interno dei sacchi, ma non si spiegherebbero gli indumenti bagnati, compresi quelli intimi e le mani e i piedi macerati, poiché, come detto, quel 5 gennaio cominciò a piovere intorno alle 20. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.